defenders still manage to get the ball in. And that's goal number 5. Pirandelli, the goal scorer. Torricelli sostiene l'attacco, Del Piero in mezzo, Torricelli sinistro, e gol incredibile! Grandissimo gol di Torricelli, 2-0 per la Juventus. Del Piero, attenzione Del Piero, pallone dentro a cercare Di Livio, attenzione Di Livio! La Juventus è in vantaggio, il gol del soldatino Angelo Di Livio, 35 minuti sul cronometro, si sblocca finalmente la partita. Camoranesi dal corner, stacco di Le Grottaglie ed è il poker della Juventus, ha schiacciato Le Grottaglie. Mela, nirringrazzja l-kulħadd l-aqwa u ħanibdow jagħmel xi mistoqsijiet jiġifieri fil-free ta' ħalli nibda. Min jixtieq jista' jibda min kien hawn ħanibda b'dawk li kienu hawn Monday. Sewwa, Karena. Tibda inti? Jien nista' nsaqsi kwalunkwe. Il-Malti le bit-Taljan, kollu jibda li. Allora, con... Introduċi ruħek, l-ewwel introduċi ruħkom ta' saqsi. Mela, sono Katie, è da TVS Sport, da TVM Sport. L-Stazzjoni Nazzjonali. Allora, per Angelo, con la Juve hai vinto tutto lo scudetto, la UEFA Champions League, tutto la Coppa Italia, Supercoppa. Qual è la vittoria più bella o quella che ricordi con più emozioni? Intanto la Juve è stato un orgoglio, è una grande responsabilità, poi le vittorie sono tutte belle perché la Juve è un club che deve vincere, quindi non tralascia nulla dalla coppa più prestigiosa a quella minima, devi vincere sempre, quindi non ho una preferenza, scudetti, Coppa dei Campioni, Intercontinentale, è tutto bellissimo. Posso avere un'altra domanda? Sì. C'è adesso nel 2025, com'è la tua passione per la Juve? Guardi ancora le partite? E anche c'è qualcosa che cambieresti nella Juve di oggi o qualcosa che secondo te ti manca rispetto al periodo in cui... Allora, cambierei la cosa che deve tornare a vincere, questa è la cosa che più manca a tutti, deve tornare ad essere competitiva la Juve. Poi la prima domanda cos'è? E la tua passione per la Juve? Ah sì, quando capita spesso si va a Torino, siamo invitati dal club per andare a vedere, ad assistere alle partite. Prego. Moreno, ciao. Ciao. E allora, la tua storia nel calcio è una delle più affascinanti del falegname a calciatore della Juventus. Quando guardi indietro, cosa pensi di quel percorso così straordinario?
Ma è stato qualcosa veramente di straordinario, un ragazzo con il sogno di giocare in Serie A che ce la fa, è una storia particolare che mi fa pensare che quando uno lavora con impegno e serietà e ha la fortuna di avere l'occasione può veramente coronare un sogno. Sei stato una finalista della UEFA Champions League, una coppa che ha regalato alla Juve tante felicità, ma anche momenti difficili. E raccontavi le tue emozioni sia quando l'hai vinta, ma anche sia quando l'hai persa. Ma guarda, vincere quella coppa è qualcosa di straordinario, anche perché quando l'abbiamo vinta era il coronamento di 2 anni di lavoro. Prima dovevamo vincere lo scudetto per poter fare la Coppa Campioni e poi vincere la Coppa Campioni. È stata una cavalcata strepitosa che ci ricordiamo tutti con grandissimo affetto. Poi purtroppo ne abbiamo perse 2 perché in 3 anni ne abbiamo fatte 3 di seguito e ti girano le scatole. Quando non riesci a vincere veramente ci lasci un pezzo di cuore, però il percorso che abbiamo fatto per arrivare a giocare quella finale è stato sempre ricco, entusiasmante, abbiamo vinto contro tantissime squadre fortissime e nel calcio vince una squadra sola. Chi arriva in finale sono entrambi forti e delle volte la fortuna o la sfortuna può portare al risultato da una parte e dall'altra, però me le ricordo con affetto anche le sconfitte. E questa è la tua seconda volta a Malta. E cosa pensi dei tifosi bianconeri maltesi, nello questo club tu? Trovo tantissima passione, tantissime persone veramente coinvolte che ci ricordano con grande affetto e questa è una cosa straordinaria. Noi siamo abituati in Italia che la Juve è il club che è seguito, ma vederlo all'estero è ancora più bello per noi, per cui vedere tutte queste persone che ci fermano per strada è semplicemente fantastico. Grazie. Ciao. Questa è anche la tua seconda volta a Malta. I tuoi pensieri nei bianconeri maltesi e anche dello questo club? Ma intanto grazie per l'ospitalità, per come l'accoglienza, per come ci accogliete ogni volta. Venire qui a rappresentare questo marchio che è la Juventus, famoso nel mondo, famoso ovunque, per noi è un motivo di orgoglio, è un privilegio. Possiamo solo dire che è uno dei club Juventus club più grande, forse il club più grande al mondo, e quindi io non ne ho visitati così belli, quindi noi vogliamo onorare Joseph e tutti i soci di questo club in questi 2 giorni, al 50° anno che lo festeggiate, con la nostra presenza e soprattutto dando onore a quelli che si sacrificano, che poi oltre al campo, come vediamo dietro, c'è persone che mantengono in piedi la Juventus, e non sono solo i calciatori, ma sono i tifosi, sono i Juventus Club in tutto il mondo che mantengono in piedi tutta la struttura. Quindi noi siamo qua da Juventini, perché abbiamo vissuto quella maglia lì per tanti anni ed è un piacere. Hai vissuto momenti difficili con la Juventus durante Calciopoli e più recentemente sei stato head of performance alla Sampdoria in un periodo complesso per il club. Secondo te, quando influiscono le crisi societarie e la difficoltà fuori dal campo sulla prestazione e sulla mentalità di una squadra? Tantissimo, perché quello che vedi in campo è il frutto di quello che succede dietro le quinte, sempre e comunque, perché quello che semini nella vita raccogli, e se non c'è uno spirito giusto all'interno di una società, di un progetto, prima o poi, anche se hai grandi ambizioni sulla carta e nella mente, se poi non metti in pratica dei principi non vedi quei frutti. E io sono esperto in questo perché mi trovo sempre in società di crisi, fallite, ma si vede che quella è la mia posizione, devo dare un valore ai club quando sono in crisi, perché penso che la crisi fondamentalmente poi sia una grande opportunità,
di crescita sia personale che anche di una società, di un gruppo. Io mi ricordo che comunque il Calciopoli veniva visto come la tragedia delle tragedie, però noi che l'abbiamo vissuta e ci siamo divertiti tanto, ci siamo compattati tantissimo, siamo cresciuti come uomini tutti quanti e come società. Subito dopo sono arrivate nove scudetti e quindi io credo che la vittoria non è solo chi alza la coppa, ma è anche tutto il processo che ha una società, soprattutto nelle difficoltà, che riesce poi a trasferire nei nuovi che arrivano questo valore e questa forza. E per l'ultima domanda, tu sei stato anche in squadre importanti come il Milan e Catania, ma c'è qualcosa di unico nella Juve che non hai trovato con gli altri? Beh certo, la Juventus si differenzia in tante cose dagli altri club, sicuramente su un'idea comune che è quella della vittoria. La Juventus quando pareggi, alla Juventus quando pareggi è quasi una sconfitta e non è una vittoria. E quindi questo te lo trasferiscono subito, appena arrivi sia i media che l'interno, se fai anche una grandissima prestazione ma pareggi esci dal campo che sei deluso, quindi questo è un DNA della Juventus. Poi c'è anche una sorta di DNA familiare, io credo che la famiglia Agnelli comunque in tutto quello che fa la Juventus ha un'eredità, cioè l'eredità Agnelli si sente sempre nella Juventus, in qualunque tempo, modo, modalità si fanno le cose, loro ci sono sempre. E oggi, considerando gli altri club che sono gestiti da fondi, da grandi aziende, anzi multi-aziende di business, credo che l'unicità ancora la Juventus ce l'abbia grazie a questa famiglia. Ciao. Ciao. Allora, con la Juve ha giocato per 11 anni e c'è una partita con la Juve che non dimenticherai mai, qualcosa di speciale che ti è rimasto nel cuore? Sicuramente una delle partite che mi ricordo con maggiore è quella con il Barcellona, quando ho fatto cross e Zaraeta che ha permesso di passare il turno. Quello è stato un momento importante che mi ricordano spesso i tifosi che incontro ancora oggi, forse è stato quell'attimo più bello, nel quale vengo ricordato da tutti i tifosi, da tutti gli appassionati. 11 anni con una squadra è un tempo lungo, ma perché sei rimasto con la Juve anche durante momenti difficili come Calciopoli? Perché penso che, come diceva Angelo, una società come la Juventus abbia necessità di uomini responsabili. A me quella società, come in precedenza l'Empoli, mi hanno dato tutto, mi hanno dato modo di star bene, di guadagnare soldi e di mettermi in evidenza per quanto riguarda l'Empoli. Quando sono arrivato alla Juventus ero giovanissimo, ma grazie a questi compagni straordinari mi hanno fatto sentire subito a casa e è stato poi motivo di tante vittorie. E quando c'è stato un momento di difficoltà, chiaramente non c'ho neanche, sinceramente chi è rimasto non ha neanche pensato minimamente un attimo di andare via, e l'ho fatto volentieri e lo rifarei. E dopo aver vissuto il calcio da protagonista come giocatore e poi come allenatore, come pensi che il mondo del calcio sia cambiato rispetto a quando giocavi? Cambiato nei rapporti, ci sono rapporti più distaccati, mentre nei nostri periodi c'era un rapporto più sincero, più leale tra dirigenti e giocatori, ma anche tra gli stessi giocatori c'era un modo di condivisione, di condividere le cose diverse. Purtroppo oggi questi telefonini social stanno portando una comunicazione in diretta, a volte sbagliata, a volte interpretata nella maniera non corretta, e crea all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una società, secondo me, tanti fattori di disturbo, mentre prima molto probabilmente non c'erano e si viveva anche un pochino meglio. Grazie. Prego. Sì? Yes, sure. No, una domanda per Nicola. Ciao, sono Gianluca da Ganzo Marta.
hai parlato anche sul DNA della Juventus, come ti cambia anche come persona fuori dal campo la Juventus, essendo anche facendo parte delle Juventus per tanti anni, come ti è cambiato anche magari come persona? La Juve ti cambia perché la Juventus nel momento in cui vesti quella maglia lì non sei più la stessa persona, e questa è stata la mia esperienza. Esci da quell'ufficio e ti riconosco in tutto il mondo, e quindi cambia perché è una lotta tra il tuo ego, ok, e quello che è la realtà. Quindi io sono cresciuto come persona perché ho dovuto sbattere, no, il muso contro il mio egoismo, perché poi quello ti porta a sentirti, no, superiore agli altri, no? E quindi questo mi ha poi permesso di rivedere alcune cose, quindi ti cambia in bene perché se diventi famoso, ma allo stesso tempo lotti contro te stesso, quindi questa immagine, questa maschera che poi tu devi portare e che prima o poi devi togliere, perché sennò poi entri in crisi, e la crisi, come dicevo prima, mi ha aiutato poi a sviluppare quello che sono oggi. Quindi ripeto, bello ma allo stesso tempo responsabile, quindi la Juventus ti rende responsabile sia di te stesso che poi anche degli altri. Quello che fai poi viene visto ovunque, tu sei una testimonianza, devi stare attento a quello che dici, devi calibrare quello che fai, in qualunque contesto tu sei guardato in maniera diversa. Grazie. Una domanda per Angelo, sono Neil di Net News. Ti sei sempre distinto per il tuo sacrificio e la tua costanza. Infatti il tuo soprannome, il soldatino, lo dimostra chiaramente. Quanto è importante secondo te l'aspetto mentale nel calcio? In tutti gli sport è importantissimo. Devi essere forte di testa, perché poi, come hanno detto i miei amici, ci sono momenti di grande difficoltà e in quei momenti tu devi essere forte, reagire nel carattere e saper mantenere una certa linea anche psicologica, e quindi questo è quanto. Cosa pensi della Juventus attuale? Ci sono giocatori che ti hanno colpito particolarmente? Sinceramente pochi giocatori, devo dire. Mi piace molto, devo dire, il carattere di Locatelli, di Gatti, che secondo me hanno proprio la mentalità Juve. Ecco, sono due giocatori che io ripartirei molto volentieri per riorganizzare, riprogrammare quel gruppo che poi porta quella mentalità vincente da Juve. Grazie. Anche una domanda per Moreno. La tua storia è davvero unica. Cosa ti ha spinto per non mollare mai? La passione per il calcio. Il calcio è uno sport bellissimo a qualsiasi livello si faccia. Io mi divertivo anche a giocare nei dilettanti e stavo bene perché condividere uno spogliatoio con amici, perché sono amici, è la cosa più bella che ci sia. E, come ho detto prima, ho avuto la fortuna di avere quella possibilità, quella amichevole di mettermi in mostra, e poi fortunatamente ho trovato una persona che ha creduto in me, che è Giovanni Trapattoni, perché senza una persona che crede in te difficilmente si arriva ad alti livelli. Comunque, come dicevo prima, anche quando giocavo, facevo il falegname, giocavo alla sera, mi divertivo un casino, perché il calcio, la bellezza del calcio è anche giocare qua in strada da bambini, perciò è quello che mi ha portato a farlo in ogni situazione. Come vedi oggi il calcio rispetto a quella degli anni 90? Più difficile, più tecnico, più fisico, è semplicemente diverso? Guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di far parte del campionato italiano, che era il campionato più bello al mondo, dove tutti i giocatori più forti al mondo giocavano in Italia per diventare numeri uno, e perciò il livello era molto molto alto. Adesso ci sono campionati che attirano di più, perciò tantissimi campioni giocano all'estero e il livello si è un po' abbassato rispetto a quei tempi. Come diceva prima Alessandro, è cambiato il modo di comunicare e questo a me non piace tanto. Noi eravamo più
gente a contatto con i tifosi, perché noi siamo dei personaggi importanti, abbiamo guadagnato bene perché dietro c'è un movimento come lo Juventus Club, vero amore, che porta soldi, che ci dà attenzione, e questa è la forza motrice del nostro calcio. Io sono un po' più appassionato del calcio vecchio, perché era un calcio anche un pochettino più duro in campo, si poteva avere dei contatti fisici un po' più importanti rispetto adesso. Adesso è cambiato queste cose e non mi piace più di tanto, ecco. Ok, una domanda per Alessandro. È rimasto con la Juve in momenti di grande successo e anche nel periodo difficile, come la stagione in Serie B. Cosa ti ha spinto in quel periodo a restare a fare quella scelta? Come ho detto in precedenza, la riconoscenza per una società che mi ha fatto crescere, mi ha dato la possibilità di giocare in dei campi che sognavo da bambino, quindi giocare una coppa strepitosa. Purtroppo nel mio percorso ho perso 2 finali, però arrivarci è tanta roba per un ragazzo che veniva da una società di serie B, trovarsi subito catapultato in una squadra di grandi campioni dove l'anno precedente avevamo vinto la Champions. Per me era un sogno ogni giorno che andavo al campo, perché fino al giorno prima li guardavo alla televisione, quindi potete immaginare per me che trasporto potevo avere, e la riconoscenza per me è stata il minimo, non ci ho neanche pensato un attimo, è stata una scelta spontanea, come penso abbiano fatto gran parte dei miei compagni in quel momento, quando c'era da scegliere se andare via o rimanere. E poi come dico sempre a tutti, è stato forse uno degli anni più belli, perché è un gruppo eccezionale dove ci siamo messi subito a lavorare con serietà, ma con grande allegria e spensieratezza, perché comunque non era facile recuperare tutti quei punti, e il campionato di Serie B in quell'anno lì, dove c'erano Genova e Napoli anche, quindi insomma è stato faticoso ma divertente, piacevole, e il minimo che potevamo fare era quello di riportare la squadra dove competevo. Grazie, finalmente un'altra domanda per Nicola. Hai sempre parlato apertamente della tua fede, come ti ha aiutato nella tua carriera e nei momenti difficili della carriera. La fede è un percorso di vita, fidarsi di alcuni principi, di alcuni valori in cui credi, dove tu ti focalizzi, hai una linea guida e sai dove attaccarti quando arrivano le tempeste, perché le tempeste prima o poi arrivano per tutti, o che sei fenomeno, o che sei normale, o che fai qualsiasi tipo di lavoro nella vita, non cambia, l'essere umano è lo stesso, sia se hai soldi, se è famoso, se non lo è. Però questo prima di capirlo ci metti, no? Devi sempre sbattere la testa. Quando sono arrivato a capire quello, questa conoscenza, questa mia ricerca interiore ha portato i frutti, indipendentemente da quanto vinci, ma ha portato i frutti interiormente dentro di me come persona, come uomo, e mi sento fiero, orgoglioso di aver fatto questa scelta, anche se a volte controcorrente, lo so, ma quando uno fa una scelta non può mai pretendere che tutti siano d'accordo. L'importante è che tu sei convinto e vai avanti per quello in cui credi, quindi mi ha aiutato tanto. L'ultima domanda. Hai vestito la maglia della Juventus in un periodo complesso ma importante. Qual è il tuo ricordo più bello in bianconero? Io ho tanti, ripeto, anche se il primo anno è stato un anno molto strano per me, veramente assurdo, per tanti problemi, adesso non so neanche non ci penso più al perché, è andata così, è andata male, non era previsto, però la cosa bella è quando poi tu da una caduta, da una mancanza di stima da parte di tutto l'ambiente, poi sei riuscito a far ricredere tanta gente, e questo per me è stato per me stesso è stato importante, e posso dire a tutti di non mollare mai, che anche se le cose vanno male, come è successo a me, puoi fare in modo che le persone si possano ricredere. Se solo ci credi, cominci a
a mettere giù pazienza, perseveranza, resilienza, passione, ci arrivi ai risultati anche se sembrano difficili. L'episodio più bello è stato il gol in Serie A, quando da lì io poi ho iniziato la mia rinascita, che era il gol con la Regina, con Ranieri quando lui è tornato. Quello è stato il gol simbolo che mi ha permesso poi di ottenere quello che ho ottenuto dopo. Ciao, sono Cristiano Scata, giornalista dal giornale Orizzonte e anche dalla stazione televisione One. Grazie anche per Giorgio Fene per la tua cooperazione, per la disponibilità per avere questa intervista. Grande onore per noi intervistare 4 giocatori iconici e leggendari della Juventus. 2 domande simultanee per tutti voi, come avete visto la Juve cambiare dai questi tempi ad oggi, anche la nazionale italiana, e anche forse un commento di ringraziamento, anche commento su di Malta, anche dal Juventus Vero Club Amore, presieduto dal presidente Joseph Fene. Come ho visto cambiare? Io credo che ogni epoca, ogni stagione, ogni anno, no? Ogni 10 anni di ciclo il calcio cambia, come cambia la società, quindi non possiamo mettere a confronto le varie epoche, ognuno ha le sue caratteristiche. Oggi noi in alcune cose non ci riconosciamo perché è normale che non ti riconosci perché tu sei stato abituato a un'altra realtà. Non c'erano, come abbiamo detto prima, Billy, non c'erano i social, i giovani ragionavano in maniera diversa, ma probabilmente se noi fossimo nati nell'epoca di oggi avremmo fatto le stesse cose che fanno i ragazzi oggi, e quindi noi dobbiamo solo guardare a quello che è il momento. Oggi il calcio è visto in un'altra maniera, si è evoluto, e siamo noi che ci dobbiamo adattare al calcio di oggi e non loro ai nostri tempi. Sono cose che io non ho mai visto come così negativo, quindi poi basta, poi da lì la conseguenza è che in ogni epoca c'è la loro mentalità. Per quanto riguarda il club, niente, ringraziamo il club Vero Amore per tutto quello che ci fa passare, vivere, e la vostra accoglienza, la vostra passione ci ha entusiasmato anche in pochi giorni, ma abbiamo visto qualcosa che difficilmente vedi da altre parti. Continuate così e noi speriamo che anche i nuovi giocatori possano essere legati a voi e possano venire a vivere quello che noi abbiamo avuto il privilegio di vivere in questi giorni. Sì, intanto mi associo anch'io a ringraziare il club, Joseph, perché ci ha fatto passare 2 giorni veramente straordinari. Il calore della gente è meraviglioso, essere ricordati sempre con affetto è qualcosa che ti spinge ad andare avanti. Poi per quanto riguarda le epoche è così, purtroppo, dico purtroppo perché è un calcio che sinceramente a me questo calcio non piace tantissimo, però sta cambiando e lo dobbiamo accettare con grande serenità, perché come diceva prima Moreno, tanti anni fa il nostro campionato era il più amato nel mondo, venivano tutti i giocatori da noi, adesso invece facciamo fatica anche a portare dei grandi campioni, però questo è il momento nostro, dobbiamo subire, lavorare per tornare a essere forti. Io mi unisco ai ringraziamenti a Joseph, l'avevo già conosciuto prima di venire qua a Malta, l'avevo incontrato a Torino un paio di volte e mi ha subito colpito la sua passione per i colori juventini, e quando ci ha invitato qua non ho esitato un momento nell'accettare l'invito. Per quello che riguarda il campionato, anch'io sta cambiando, evolve, il calcio come il mondo cambia, ci sono delle situazioni dove magari non rispecchiano i miei ideali di calcio, però come diceva Nicola non è questo che mi fa disinnamorare dal calcio. Un'evoluzione del calcio bisogna accettarla, cercarla di fare in modo che
soprattutto i giovani riescono ad emergere in squadre importanti. Noi soprattutto adesso in Italia abbiamo crisi di giovani, è sempre stata una scuola calcio dove tirava fuori i migliori portieri, i migliori difensori, adesso stiamo facendo fatica e lo vediamo anche in nazionale che ci sono sempre meno giocatori, e questo è l'aspetto che mi dà più fastidio. Siamo sempre stati i numeri uno e adesso facciamo fatica e questo mi spaventa un attimino anche per il settore giovanile, dove è un mondo più internazionale, per cui già nei settori giovanili ci sono tantissimi stranieri, e questo qua sicuramente toglie un po' spazio agli italiani, ai giovani italiani e di conseguenza alla nazionale. Dobbiamo capire che se non c'è un lavoro alle spalle, soprattutto sui giovani, difficilmente riusciamo a ricreare una nazionale all'altezza del nome dell'Italia, per cui dobbiamo, credo e spero che la federazione come tutti i club possano veramente lavorare in maniera seria soprattutto sul settore giovanile, che sicuramente adesso non vedremo i risultati, ma da qui a 10 anni possiamo tornare dove eravamo. Ai nostri tempi la nazionale partiva sempre per vincere, adesso abbiamo un pochettino di difficoltà e questa cosa qua mi spaventa un pochettino di più. Tanto, buonasera, io colgo l'occasione per fare gli auguri a questo club, perché 50 anni di storia non sono pochi, quindi vuol dire che dietro c'è tanto lavoro. Ringraziamenti a Joseph, perché al di là che mi ha dato la possibilità di ritrovare dei compagni speciali, di venire a trovare delle persone speciali, perché Malta è accogliente, io sono innamorato di quest'isola, di questo territorio, quindi ci permette anche di vivere l'ambiente, che è sempre una cosa straordinaria. E per il resto credo che, come diceva Nicola, c'è un cambiamento in tutto, c'è un'evoluzione. Basti pensare il regolamento del calcio, quindi per forza di cose deve cambiare qualcosa, sia a livello sotto l'aspetto tattico, sia sotto l'aspetto gestionale. E da noi c'era il contatto, adesso il contatto, appena c'è un contatto fischiano, c'è il VAR, da noi il VAR non c'era nel nostro periodo, quindi andare a giudicare se era meglio prima, se era meglio ora, io personalmente, come ha detto Moreno, preferivo un calcio un pochino più vero, un calcio dove c'era anche un pochino più di contatto, dove c'era anche forse qualche espulsione in più, ma per un contatto vero. Ora vedo delle espulsioni per dei non contatti, quindi mi annoio un po', ecco. Vedo delle partite anche a livello tattico nella gestione delle due squadre dove tanto titin e noi molto probabilmente andavamo un pochino più diretti al concreto. Io dico sempre, secondo me, a me piace vedere le squadre efficaci, e quelle che sono efficaci si tolgono con soddisfazione anche del calcio moderno. Penso questo, però ripeto, si progredisce e quindi bisogna adattarsi a nuove ere, a nuove epoche. Ci domandi per... Forse giusto, sentiti un commento riguardo il maltese. Anche l'italiano. L'italiano, giusto, per i tuoi commenti su questo anniversario dei 50 anni. È un grande onore per me, è un grande onore per Malta. Lo do il maltese perché ovviamente in ġenerali jiġifieri. Eżatt. L-ewwel nibda biex minn qalbi nirringrazzja lilkom kollha. Grazzi minn qalbi napprezza immens. Tul dawn is-snin dejjem kontu warajja dejjem sibkom, ta' dan jiena ma ninsibx u nirringrazzjakom. Nixtieq nirringrazzja wkoll Paolo Arbone, questi 4 campioni quando era piccolo. Per me questi sono giocatori, e non sto dicendo questo perché c'è l'oro, ricorda deve dare 1000, ma veramente questi sono giocatori. Ovvjament 50 sena trakward, 50 sena f'intervista li tal-press conference it-tnejn mhux ħanerġa' nżid għalkemm nisab kuntentissmu, però id-delużjoni tiegħi mill-Juventus, sab nerġa' nrepeti,
Il-biraħ hemm kellna ikla ġifieri letteralment fejn ħadu pjaċir ħafna, kienet ikla meraviljuża fejn il-membri preżenti konna xi 105 laqgħuhom, ġifieri ħadu pjaċir, kienu disponibbli ħafna immens, daru magħhom firem li rridu, kienu disponibbli immens. Ovvjament issa minn hawnhekk aħna nitilgħu fuq fejn tibda ngħidlek il-vera ċelebrazzjoni tal-50 sena, nistedinkom ukoll li tixtuqu titilgħu nieħu pjaċir, anzi li titilgħu fuq hemm program sabiħ. Anka ħanajdu hekk wara qed nitkellem bil-Malti il-mod kif se nsejħu l-plejers fis-sala. Provajt nagħmlu viċin, ma nafx minnkom mar il-Juventus Stadium kif DJ hemmhekk li ma niċċarax isejjaħ il-plejers. Studintu ma setax jiġi għax ovvjament għadhem mill-logħba Juventus Udinese għax li kieku ħabib tiegħi personalment u kien jiġi. Giuseppe, però mekk tal-attivitajiet ippjanati għal din is-sena kalendarju? Tajt li jekk ngħidlek iva u titfan f'post fan fejn kolli norganizza. Sa issa da, ovvjament jgħid ma taħdit li toħra, mhix faċli, għandi bżonn break personalment għax mentalment tajja, biex tipprepara plejer mod, nejn mod, erba' mod. Ma neskludi xejn. Minna u jien nixtieq ukoll però nagħlaq billi nirringrazzja lil sħabi tal-Kumitat, nirringrazzjahom l-iktar tal-fiduċja totali li għandhom fija. Totali. U nagħlaq billi nirringrazzja l-sponsors tal-klabb, li sejm again l-sponsors tal-klabb mingħajrhom minn xejn, letteralment sejm again li nitlobhom li jagħtuni fiduċja totali fija ma' dik il-vera. Grazie, ringrazzjawek. Thank you very much. Grazie. partite con la Juventus, vincendo 5 scudetti e molti altri trofei. Ha disputato le finali di Champions nel 98 e nel 2003 con il numero 15 Alessandro Brindelli. Uno dei numeri uno, il nostro unico presidente, Joseph Fener. Mela, nibda biex l-ewwel nies biex minn qalbi nirringrazzja lilkom il-membri talli oġobkom tonorawna bil-preżenza tagħkom. Nirringrazzja wkoll aħna qed niċċelebraw il-50 sena
U qoddimi hawnhekk għandi xajdulhom l-eruq. Manuel Kassar fejn? Manuel Kassar, Mark Zammit, Brian, Manuel Sherry, Ċali, ġifieri hawnhekk għandna l-eruq ta' dan il-klabb li ma eruq jien bis-saħħa tagħhom jagħtaw. Ovvjament jiena il-viżjoni tiegħi kif jaf minn serva miegħi bħal Brian hija daqsxejn waħda ambizzjuża. Dal-aħħar jumej il-sħabi għattilhom daqshekk ta' fi ħafna xogħol darba plejers. Ma mbagħad meta nara da kollu nerġa' nibda newden. Is-suċċess tiegħi tul dawn il-presidenza hija sempliċi, sħabi tal-kumitat li minn hawn nixtieq nirringrazzjahom. Dejjem tawni fiduċja, dejjem hemmnu fija u m'għandix il-siem biex nirringrazzjahom. Però taraw dal-ġmil ta' palazz li mhux tal-li f'Malta m'hawnx u mhux ħanara kbirax mill-ħamrun. Però fid-dinja m'hawnx u din qed ngħidha bis-serjetà u bl-ikbar onestà m'hawnx Juventus Club bħal da fid-dinja. U da ma ngħidux jien, jgħidu għaluh daw, għaluh diversi leġendi oħrajn li ġewwaw, però dana kien possibbli wkoll bid-daqsxejn sponsors li għandi ħdejja li ma nafx kif qatt nista' nirringrazzjahom, m'għandix il-sim biżżejjed. Sejn again l-sponsors dejjem warajja, nħabtilhom nixtieqek qatt ma qalu li le. Hemm lista twila ta' sponsors, sfortunatament ħafna minnhom ma setgħux jiġu. Xtaqthom qegħdin hawn għax okkażjoni bħal din, ovvjament tuħu pjaċir li jkunu hawn sabiex jgħinuk. Kull min jafni jaf li jiena ma tantx diplomatiku u żbukkat kelma ngħidha. U min sema l-press conference tiegħi jaf illi għalkemm jien kuntentissimu, speċjalment illum, però diżappuntat bil-Juventus. Għaliex ma stmawniex fit-tragward daqshekk importanti. U ma ndeqx ngħid li verament titwilet Juventina għax li kieku żgur mista tħobbu. Għaliex il-Juventus jieħdu minnek jasruk u jarmuk sija klabb, dirigent, coach, player, inċint. U kelli laqat kif għad bil-press conference mal-President tal-Juventus Ferrero, imma dan għalkemm tlabtu nżilt tal-leċtaqu xorta ma baqax onorana b'xi mod ta' preżenza. U konna msidnin Kalabria. Kenna flok firmat 50 fuq u targa ntqajt miegħu kontra l-Monza, għalli mela minn tiġġej, għatlu żgur li minn iġġej. Tlina ma nilaqx, tlina għatlek isma' ejja hawnhekk jew niġu aħna xi xtaqt nagħmel reception ġo sala Andrea Agnelli, xtaqt nagħmel ġifieri dinner hemmhekk għatlu dak huwa jien. Hekk bdejt tal-presidenza tiegħi u hekk inkompliha sa meta nispiċċa. Da biex inkun għattilkom ovvjament daqsxejn ricordazione del Juventus Club Vero Amore. Uno dei club longevi al mondo e per noi la casa di tutti i tifosi maltesi. Ci siamo dati appuntamento nella nostra magnifica sede dove ci riuniamo tutte le settimane per fare il tifo per la nostra amata squadra del cuore. Oggi però noi siamo qui per seguire la Juventus, ma per festeggiare un traguardo molto importante nella storia del nostro club. Gli eroi di cui celebriamo oggi sono tutte le persone che si sono messe a servizio del club a partire del 1975 fino ad oggi. Abbiamo attraversato alla Juventus, ma anche creando legami di amicizia tra di noi, diventando di fatto una vera e propria famiglia. Il lavoro iniziati 50 anni fa e proseguiti fino ai giorni nostri con vero amore. Se oggi siamo qui, lo dobbiamo sicuramente alla passione e alla dedizione di tutti i presidenti
e consigli amministrativi che nel tempo hanno gestito il club, l'azione del club. Non vi consideriamo solo dei campioni che hanno contribuito a rendere grande la Juventus e a vincere trofei. Per noi siete e resterete per sempre dei modelli per come avete lottato in campo e fuori, con cui noi in questi 50 anni abbiamo seguito la Juventus. Vi ringraziamo di cuore non tanto per la Champions, per gli scudetti o per aver giocato in Serie B, ma soprattutto per averci resi orgogliosi sempre di voi, ogni volta che in questi 50 anni hanno fatto parte dei vari consigli direttivi del club. Vi prometto che assieme... Voglio ringraziare Giuseppe, come sempre, per la gentilezza e per questo regalo che ha fatto a me e ai miei compagni, perché venire a Malta è sempre un grande onore, un grande piacere. Oltre che far visita a questo club straordinario, a tutti i soci, tutto il lavoro che viene fatto per dare una mano alla crescita e a raggiungere traguardi importanti come oggi. 50 anni di vita sono tanti, vuol dire che c'è stato impegno, dedizione e grande amore portato verso una squadra che spero che anche in futuro possa dare grande soddisfazione e essere carro trainante per continuare a fare quello che state facendo tutti i giorni con grandi sacrifici, credo, e so, da parte tua, da parte di tutti i soci, da parte di tutti i componenti, da parte degli sponsor, e quindi sono onorato di essere qui oggi e oltre che stare insieme a tante persone, ritrovo amici, ho avuto negli anni l'opportunità di venire 4-5 volte qua a Malta e ogni volta aggiungere un'amicizia nuova e ho trovato in voi persone straordinarie, molto accoglienti e un amico in più che oltre al rapporto che ci può essere da tifoso a ex giocatore, ma veramente Giuseppe è un qualcosa di straordinario, è sempre attento e sempre disponibile a qualsiasi richiesta che gli viene fatta e questo mi fa piacere, ripeto, essere qua oggi. Grazie. Buonasera a tutti, io è la seconda volta che vengo qua, ringrazio Joseph per l'invito, è sempre bello ritrovare persone che ci vogliono bene, con passione verso i colori bianconeri, 50 anni come hai detto, 50 anni non sono pochi. Dovete essere estremamente orgogliosi di quello che avete fatto fino a questo momento. Sicuramente non sarà una fine, ma sarà un nuovo inizio per continuare con queste cose. Da parte mia, come da parte credo dei miei compagni, è sempre bello ritrovare l'affetto di voi tifosi. Se non ci siete voi noi non saremmo nulla, e ritrovare l'affetto di ogni singola persona che ti stringe la mano, che ti ricorda una partita, una vittoria, è bellissimo per noi. Quindi grazie per questi momenti, Joseph, grazie a voi e fino alla fine Forza Juventus. Buonasera, intanto tanti auguri al club per questo traguardo straordinario. Ringraziamo tutti per l'affetto, per l'accoglienza, grazie a Joseph perché sei stato veramente fantastico, 2 giorni a Malta meravigliosi, il vostro calore, il vostro affetto veramente ci riempie di gioia, naturalmente ci auguriamo che la nostra amata Juve al più presto possa tornare ad essere competitiva e regalarvi
quei grandi successi e traguardi che il tifoso della Juve merita ampiamente. Grazie di nuovo e un grande abbraccio. Sì, grazie ancora per l'accoglienza, per l'affetto, mi aggiungo agli auguri a tutti voi per questo traguardo, per questo successo, e credo che i veri successi nella vita siano proprio questi, che accade qualcosa che voi avete previsto prima, e quindi se è nato nel cuore di Joseph questo progetto, oggi siete qui, l'avete raggiunto dopo 50 anni, ancora insieme come famiglia, ed è il vero successo. E io credo che il vostro successo debba essere paragonato a come vincere una Champions League per la Juventus in campo. Quindi non pensate solo a quelle coppe che si vincono di là o ai campionati, ma pensate che le Champions League, i grandi traguardi li raggiungete anche voi in queste cose che fate. E questa è la vera Juventus, perché nasce dal cuore delle persone e non solo dei trofei. Questo è quello che penso io di voi, della Juventus, del mondo Juventus, e il mio augurio in ogni compleanno, quando si fanno gli auguri, è quello di dirvi di continuare a fare quello che fate, a essere uniti nelle gioie e nei dolori, perché anche quando le cose vanno male, ricordatevi che se voi siete uniti e non si comincia sempre a creare negatività intorno alla famiglia Juventus, soprattutto in quei momenti la vostra energia, quello che voi emanate anche da qua, da Malta, arriva lì, e quindi siete voi gli artefici poi della risalita di persone, di giocatori che a volte non vanno come sperano tutti i tifosi. Quindi continuate così a essere uniti, perché voi lo siete, è quello che noi speriamo, ovviamente da tifosi juventini, che anche a livello materiale, nel senso di campo, voi possiate avere quello che è giusto che abbiate, cioè vittorie, gioie, emozioni, perché quell'emozione è quella che resta. Quindi grazie ancora e speriamo di continuare a vivere questi momenti insieme fino alla fine con grande affetto. Grazie. Invito Alessandro Prendelli di raggiungere il Presidente per chiedere il riconoscimento. Proseguiamo ora con il Olimpio. fuq din il-50 sena anniversarju. U l-lejla ninsabu hawnhekk u qegħdin niċċelebraw kollu grazzi għall-President. Li ma kienx ġew m'aħniex nagħmlu l-ċelebrazzjoni l-lejla għax il-Juventus literalment ġew jew jqumu kellu jagħmel intervent personali il-President mal-President Ferrero biex nimmenjaw ruhom il-JOFC jibgħatulna lura u l-affarijiet li proponi għandna għazbis għadjom in konsiderazzjoni. Xirrid ngħid, m'hemmx kliem biex tirringrazzja lil Joe. Kelma grazzi mhijiex biżżejjed, naf kemm ħadem, naf kemm inkwieta u kemm twaqqaq u fil-lejl u tard bil-lejl u jibatli u nibagħtu nerġgħu l-emails u nagħmlu ħarritni fidejh, għamel ħarasu u ġew nammirat
dejjem ngħidu għax jekk jgħid li ħajjagħmel hekk, ħajjagħmelha. Huwa raġel f'Lizbon Kentu u jekk jgħid jien ma nagħmel hekk, ma nagħmel hekk. Huwa onur kbir għalina li għandna dawn l-erba' mistednin speċjali u huma mistednin speċjali għax illum qegħdin narawhom magħna. Ma jien noqgħod nimma naħseb pereżempju meta kont quddiem it-television nara l-final tan-95 ta' Champions League. Daw kienu qegħdin hemmhekk uħud minn tnejn minnhom. Llum kombinazzjoni kont qed nara l-final tal-Interkontinentali. It-tifel tiegħi kull ma għandu 15 sena, qalli minnu Dilipio, minnu da. U rejtu u Dilipio kien tuħaj datom il-kalġu l-angolo nella finale interkontinentali. Senza di me non si vinceva. Il-corner, u storja d-dertiero, u Florin, Torricelli, jilagħbu, u sabiħi li l-tfal tagħna nurruhom min kienu dawn il-players li huma l-istorja ta' Juventus. U nerġa' nirringrazzja lilek Joe. Grazzi, għax li ma kontx dawn maħniex inkawduhom aħna hawnhekk. Thank you. Dawn minn fuq il-television konna narawhom, nadurawhom u qegħdin hawn bil-qiegħda fuq il-mejda magħna hawn ġew ġol tlab tagħna. Grazzi Joe. Bqajt li ġew. Għalfejn iżżomm idek. Għandi waħda għajdilu li ma doħrom fih. Li jużman wis irrid kollox perfett. U perfett ħatmu. Issa, jiena għal prezentare u l-messaġġ jgħat miktub, il-messaġġ jgħat miktub minant il-Sirja kien. Grazie. Il mio è più grande il cavaliere. È per la grandezza della persona. Grazie. Tiziana jgħet il-Lampedusa tiklu. Mela, Tiziana hija mara tal-tijaj Robert li għajtu stima l-Juventus. Li ġibrena. Robert huwa Robert tal-hotel. Robert huwa li mhux jifhem mill-ewwel jgħidin naħseb ġarba li ċerkif il-maħni l-għon għamelina. Tiziana nħoddihom nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-għajnuna tagħkom li xi ħaġa żgħira li qed nippremjakom jkun istantikom xi ħaġa daqs hawnhekk kollu ma xi ħaġa żgħira nagħmluha. Grazzi. Grazie ħafna bil-pjaċir insejħu wkoll niskur dawn il-sammu minn il-Electronics. No. L-istess diskors għandna repeti, għax jina l-sponsors tijaj. Sì. Snajdu no il-lowri l-emerġenzja għandi l-sol, nirringrazzja lilek, nowri huwa A-Z Electronics. Ħaġoħra wkoll il-sejt ngħidu, verament taf kemm nħobbhom il-membri, ma nixtieqhom. Please,
jixtru minn sponsors ta' Alla u Lira. Għax huma qed jgħinuna biex dar il-klabb huwa li hu. Nowel, grazzi, għannu kalejdu Zeta Electronics, Lilem u l-Martin. Kemme għej mandiġ il-si biex ringrazzjaw. Grazzi, Nowel. Grazie ħafna, Sur Sammut, u nsejja issa għadejna sponsor li huwa s-sur Ejgrin li qed jirrappreżenta l-vettura Races. Adrian, parti li ħabib tiegħi personali wkoll dan l-istaġun kif forma parti mill-sponsors. Adrian huwa Ventura Appliances, li sejna dejjem nitlob lilkom sabiex dak li ħajkolkom bżonn dejjem Alla u Lira lill-sponsors tagħna. Adrian, grazzi mill-qalb, grazzi. Steve Marshall huwa ħabib kbir tiegħi u biex ngħid kemm l-sponsors jirrispettaw Steve huwa ma jimpurtax ngħid bil-għalis. Xorta ħabib tagħna x'kontra l-idder. Għaw xi ħadd li ma jaqbilx kif għalhekk. Mela Però Steve sejna jgħidu ma biex nilbis ngħid grazzi. Steve dejjem fija fina jgħidlina membri tal-Kumitat, sejna jgħid Steve xogħol tiegħu il-kameras, alarms, CCTVs, kollox. Steve, grazzi ħafna. Thank you, Lord. Siete quattro mostre che ti supplico tutti voi di entrare a far parte della dirigenza Torino, perché ci sono solamente stato di cera, vanno allo stadio per fare un pisolino. Per me siete voi siete voi che dovete alzarvi e dare questa spinta per ritornare perché oggi abbiamo solo un nome, solo un nome. Bisogna reagire a questa
licenza, voi proprio moscherchieri, perché veramente siete dei moscherchieri. Siete voi che Chi è D'Artagnan? il nome della Juve. Io non lo so. Grazie. Sta chiedendo il migliore ricordo, il momento più importante durante la vostra carriera alla Juventus. E tu? Dai nonno. Ma per non essere banale, alla Juve sono tutti momenti bellissimi, perché fai parte di una famiglia, hai una maglia addosso straordinaria perché tutti ti invidiano e quindi l'invidia degli altri ti dà una forza e una carica straordinaria. Forse Caroline, ti è stato introdotto. Forse non conosci l'italiano. Il momento quella sono importanti alla Juventus, perché ovviamente sul fatto con i capite si presenta ovviamente Questi sono il futuro. Altre difendeva. Tips tattico. Se hai qualche consiglio? Questo è un Qualche consiglio per un difensore? Allora sono tutti difensori. Tutti falegnami. Vuole un consiglio per il difensore? Allora, primo consiglio, fai l'attaccante. È sempre meglio. Perché Non ha difensore è un ruolo bello, ma anche difficile, perché hai poche chance di sbagliare, quindi è complicato. Il difensore, la parola stessa è importante, difendere qualcosa, difendere la porta, difendere il blasone, la fama di questa squadra, il marchio importante. È tutto bello quando difendi, però ecco, le caratteristiche principali per un difensore devono essere quelle di essere equilibrati e soprattutto anticipare sempre le giocate degli altri. Grazie. Adesso spiegalo. Spiega. Risposta piena di avere alle persone la responsabilità, ovviamente in effetti Gioca a calcio lui? Sicuramente penso che è difensore. Dai. Calmati, Moreno. Sorry, un minuto. Quanti anni hai? Come عندك زميل؟ 11. Ma lui non è attento molto, Ricelli, scusatelo, non è attento. Scusami un attimo. Divertiti. Giocare a pallone è divertirsi. Divertiti. Ok? E la per il pallone o piacere.